Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Già da alcune settimane l'Apostolo Paolo ci sta aiutando a comprendere meglio in che cosa consiste la speranza cristiana. E abbiamo detto che non era un ottimismo, no, è un'altra cosa. E l'Apostolo ci aiuta a capire cosa è quello. Oggi lo fa accostandola a due atteggiamenti quanto mai importanti per la nostra vita e la nostra esperienza di fede. La perseveranza e la consolazione. Nel passo della lettera ai Romani, che abbiamo appena ascoltato, vengono citate 2 volte. Prima in riferimento alle Scritture e poi a Dio stesso. Qual è il loro significato più profondo, più vero? E in che modo fanno luce sulla realtà della speranza? Questi 2 atteggiamenti, no? La perseveranza e la consolazione. La perseveranza potremmo definirla come pure pazienza, è la capacità di sopportare, portare sopra le spalle, sopportare, di rimanere fedeli, anche il peso sembra diventare troppo grande, insostenibile, e saremo tentati di giudicare negativamente e di abbandonare tutti e tutto. La consolazione invece è la grazia di saper cogliere e mostrare in ogni situazione, anche in quelle maggiormente segnate dalla delusione e della sofferenza, la presenza e l'azione compassionevole di Dio. Ora San Paolo ci ricorda che la perseveranza e la consolazione ci vengono trasmesse in modo particolare dalle Scritture, cioè dalla Bibbia. Infatti la parola di Dio, in primo luogo, ci porta a volgere lo sguardo a Gesù, a conoscerlo meglio e a conformarci a Lui, ad assomigliare sempre di più a Lui. In secondo luogo, la parola ci rivela che il Signore è davvero il Dio della perseveranza e della consolazione, che rimane sempre fedele al suo amore per noi, cioè che è perseverante nell'amore con noi. Non si stanca di amarci, no, è perseverante, sempre ci ama. E anche si prende cura di noi, ricoprendo le nostre ferite con la carezza della sua bontà e della sua misericordia, cioè ci consola, anche non si stanca di consolarci. In tale prospettiva si comprende anche l'affermazione iniziale dell'Apostolo: noi che siamo forti abbiamo il dovere di portare le infermità dei deboli, senza compiacere noi stessi. Questa espressione, noi che siamo forti, potrebbe sembrare presuntuosa, ma nella logica del Vangelo sappiamo che non è così, anzi è proprio il contrario, perché la nostra forza non viene da noi, ma dal Signore. Chi sperimenta nella propria vita l'amore fedele di Dio e la sua consolazione è in grado, anzi, di dover stare vicino ai fratelli più deboli
e farsi carico della loro fragilità. Se noi stiamo vicini al Signore, avremo quella fortezza per essere vicini ai più deboli, ai più bisognosi, e consolare loro e dare forza a loro. Questo è quello che significa. E può farlo questo noi possiamo farlo senza autocompiacimento, ma sentendoci semplicemente come un canale che trasmette i doni del Signore, e così diventa concretamente un seminatore di speranza. È questo che il Signore ci chiede a noi, con quella fortezza e quella capacità di consolare, essere seminatori di speranza. E seminare speranza ci vuole oggi, non è facile. Il frutto di questo stile di vita non è una comunità in cui alcuni sono di serie A, cioè i forti, e altri di serie B, cioè i deboli. Il frutto invece è, come dice Paolo, avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù. La parola di Dio alimenta una speranza che si traduce concretamente in condivisione, in servizio reciproco. Perché anche chi è forte, fra virgolette, si trova prima o poi a sperimentare la fragilità e ad avere bisogno del conforto degli altri. E viceversa, nella debolezza si può sempre offrire un sorriso o una mano al fratello in difficoltà. Ed è una comunità così che con un solo animo e una sola voce rende gloria a Dio. Ma tutto questo è possibile se si mette al centro Cristo, la sua parola, perché Lui è il forte, Lui è quello che ci dà la fortezza, che ci dà la pazienza, che ci dà la speranza, che ci dà la consolazione. Lui è il fratello forte che si prende cura di ognuno di noi. Tutti infatti abbiamo bisogno di essere caricati sulle spalle dal buon pastore e di sentirci avvolti dal suo sguardo tenero e premuroso. Cari amici, non ringrazieremo mai abbastanza Dio per il dono della sua parola che si rende presente nelle Scritture. È lì che il Padre del Signore nostro Gesù Cristo si rivela come Dio della perseveranza e della consolazione, ed è lì che diventiamo consapevoli di come la nostra speranza non si fondi sulle nostre capacità e sulle nostre forze, ma sul sostegno di Dio e sulla fedeltà al suo amore, cioè sulla forza di Dio e la consolazione di Dio. Grazie.